Un saluto a tutti, io sono Filippo Salaris e noi siamo gli Artisti Fuori Posto. Ancora una volta insieme per parlare di dizione italiana e naturalmente di tutto ciò che è legato al magico mondo dell'italiano standard e delle voci che lo animano. Bene, è un po' di tempo che non ci sentiamo, che non pubblichiamo qualcosa sul podcast, ma oggi veramente parliamo di qualcosa di affine al territorio della dizione. Tutti coloro che si affacciano al mondo dell'italiano standard e quindi hanno la necessità di utilizzare una buona pronuncia della lingua italiana, naturalmente devono fare i conti anche con problemi che non sono propriamente legati all'ortoepia, cioè alla pronuncia di singoli vocaboli, ma che hanno piuttosto a che vedere con le disfunzioni che impediscono una corretta pronuncia. Ecco, oggi è qui con noi Piero Mureno, collega, attore, nonché logopedista. Un saluto Piero. Un saluto a tutti voi e bentornati sul nostro podcast. Io ti porgerò ora alcune domande che hanno a che vedere e che ci sono state poste durante i corsi, molto spesso per quanto riguarda la logopedia e anche le cose legate alla dizione. Ecco, questa la domanda principale, forse che ti dobbiamo porre anche per sintonizzare i nostri ascoltatori, è: che cos'è la logopedia? Beh, il sostantivo logopedia deriva dal punto di vista etimologico dalle parole greche logos, che significa tra gli altri discorso, e paideia, che significa invece educazione. Di fatto è una branca della medicina che si pone come obiettivo la prevenzione e la cura di svariate patologie e disturbi del linguaggio, della voce, della comunicazione, della deglutizione, ma anche dei disturbi cognitivi, sia nell'attività evolutiva, adulta e geriatrica. Si occupa inoltre dello studio e della riabilitazione di quelle che sono le funzioni corticali superiori e del loro fondamento neurobiologico connesso al linguaggio, ma anche alla memoria e all'apprendimento, anche qui sia nel bambino che nell'adulto e nell'anziano. Ovviamente per poter far questo si deve avere un approccio di tipo multidisciplinare, quindi bisogna attingere a diversi ambiti del sapere medico come la foniatria, la neurologia, la neuropsichiatria e neuropsicologia sia dell'adulto che infantile, ma anche all'otorinolaringoiatria, alla fisiatria, ma anche a delle discipline come la psicologia dell'adulto, quella clinica, quella infantile, e molto importante la pedagogia e la linguistica. Beh, da quello che ci hai detto e che già conoscevo perché ne abbiamo già parlato altre volte, la logopedia è una disciplina molto ampia che necessita di conoscenze ad ampio spettro, diciamo così. Beh, di certo è qualcosa che bisogna approfondire nei vari ambiti dei quali il logopedista si occupa in maniera continuativa per poter essere aggiornati rispetto agli studi e alle evoluzioni della scienza medica. E quindi la domanda cade a bomba. Di cosa si occupa un logopedista, la figura proprio? E il logopedista quindi è quel professionista di fatto laureato che svolge attività di prevenzione, trattamento e riabilitativo negli ambiti che abbiamo appena citato. Di fatto la sua attività è volta alla educazione e rieducazione di quelle patologie che provocano disturbi della comunicazione, della voce e dei deficit cognitivi. Molto bene, credo che già abbiano i nostri ascoltatori del materiale se non altro su cui riflettere. Ma la cosa che ti vorrei chiedere adesso, giusto per distinguere i due campi del sapere, che differenza c'è tra ortoepia, ovvero corretta pronuncia, e logopedia? Beh, come abbiamo visto, la logopedia si occupa della valutazione del trattamento di un deficit sia funzionale o organico. L'ortopia di fatto è un argomento di tipo stilistico, quindi è quella che è la corretta pronuncia nell'italiano standard, quindi istituzionale, dell'italiano. Quindi non vi sono nell'ortoepia dei difetti riferiti a imperfezione di tipo organico funzionale. Questi, laddove si presentano, vanno ad alterare quegli schemi articolatori che consentono la produzione dei fonemi in maniera opportuna e questi prendono il nome di fatto di dislalie. Quindi, riassumendo, ma anche cercando di far capire al meglio questa materia difficile, nel caso qualcuno voglia fare l'attore, per esempio, o il presentatore, dovrebbe essere ortoepicamente corretto. Assolutamente. E poi contemporaneamente non dovrebbe avere delle disfunzioni in sostanza. Di fatto, laddove l'obiettivo dell'attore sia quello di diventare un fine dicitore o comunque sia non avere delle correlazioni
anche di tipo localizzante rispetto alla sua provenienza nel testo che deve pronunciare, è opportuno che studi la corretta dizione. Laddove la corretta dizione, una volta imparata, sia pregiudicata da un difetto di tipo articolatorio, là è opportuno che venga, per quanto riguarda ovviamente una specifica branca dell'attività attoriale, è opportuno che si prenda in carico questo difetto per la pronta risoluzione. Per quanto riguarda appunto queste disfunzioni, ci sono state rivolte alcune domande in passato. Una di queste è l'AGL, cioè il problema della pronuncia di foglia, foglio, che in alcuni casi si trasforma in foglio, foglia. È risolvibile? Beh, di fatto, laddove non vi sono delle profonde alterazioni organiche o funzionali, la maggior parte delle dislalie può, se non risolversi, migliorare in maniera sensibile attraverso un'opportuna terapia. L'esempio della GL è emblematico. Di fatto ripeto, laddove non vi siano delle problematiche anche percettive nel comprendere il suono che l'individuo stesso pronuncia, un elemento risolvibile in relativamente breve tempo. Più complesse sono altri tipi di dislalie, quali ad esempio i rotacismi, ovvero le famose R mosce, ecco. Okay. Che però di fatto appartengono a specifiche zone dell'Italia. Faccio un esempio tipico: la classica R pronunciata da parlanti della zona del Parmense, oppure la S moscia, un sigmatismo, quindi ci sono svariate sfumature, che anche queste sono tipiche di alcune zone. Anche ad esempio nel territorio della Sardegna, nel Nord Sardegna, oppure nella zona dell'Emilia, si ha una pronuncia della S che non corrisponde all'italiano standard. E di fatto queste possono essere prese in carico e in buona sostanza possono essere risolte in una gran parte dei casi. Bene, ora voglio farti io una domanda per quanto riguarda una tematica che mi è molto cara. Ne abbiamo già parlato in precedenza. Io ho questo problema. Spesso soffro di raucedine. Perché? Come posso fare? La raucedine non è una patologia, ma è il sintomo di qualcosa di organico che è sottostante. Prima di tutto, la cosa fondamentale è quella di rivolgersi al medico perché vi sia una valutazione di tipo specialistico, laddove questa non sia una raucedine che si risolva in pochi giorni o che sia derivante da un mal di gola per la classica influenza, eccetera eccetera. Laddove questa si perpetui, diventi qualcosa di costante, è necessario senza dubbio un approfondimento di tipo medico, quindi otorinolaringoiatrico o foniatrico, che vada a visionare, a far luce su quelle che sono le motivazioni organiche che sono sottostanti alla raucedine. Spesso mi succede, adesso mi confido con te, spesso mi succede di svegliarmi la mattina ed avere la voce rotta, avere una voce molto bassa, molto rauca. Ok, questo può capitare per diversi motivi. Il primo perché laddove noi professionisti della voce facciamo un utilizzo ampio, sia in maniera estensiva che intensiva, della voce. Questo deve essere supportato da un riposo vocale che deve consentire il ripristino della corretta omeostasi del sistema fonoarticolatorio. Laddove questo non avviene è semplicemente perché non stiamo dando il recupero, il tempo necessario per recuperare la voce. Ma potrebbe essere anche, ripeto, una motivazione organica. Ad esempio,
una cosa tipica, sono le problematiche dovute al reflusso gastroesofageo, che è un disturbo del quale soffre in maniera inconsapevole una gran fetta delle persone che probabilmente ci stanno ascoltando. Questo accade perché o vi sono delle patologie dell'apparato, del primo tratto dell'apparato digerente, o si utilizza un'igiene vocale errato. Per igiene vocale cosa intendo? Anche nell'acquisizione del cibo, prima del riposo soprattutto, è opportuno utilizzare degli accorgimenti, come ad esempio non mangiare dei cibi troppo pesanti, grassi, acidi, non adottare una postura supina o prona, quindi mettersi a letto troppo presto per intenderci, e lasciare il tempo per cui la prima parte della digestione, quindi quella che avviene, una delle prime parti della digestione, quella che avviene nello stomaco, abbia il tempo per andare abbastanza avanti da non generare un reflusso, quindi a non veder risalire attraverso l'esofago un flusso acido che va tra l'altro a creare quello che si chiama un insulto, in questo senso chimico, alla mucosa delle corde vocali, quindi a generare un aumento a generare un'infiammazione, una flogosi, che può andare a determinare quindi un aumento delle dimensioni delle corde vocali, ovviamente non fisiologico, andando quindi a determinare una vibrazione delle stesse che è differente dalla nostra fisiologica. Mi stai dicendo in pratica che devo cambiare assolutamente tutte le mie abitudini in qualche modo? In molti dovremmo, ma ricordiamoci sempre che la verità sta nel mezzo, non è che non possiamo mangiare una buona pizza o laddove sia opportuno bere un bel bicchiere di vino rosso, semplicemente bisogna aspettare un po', ad esempio, per prima di addormentarsi, insomma. A dire il vero, già alcuni dei tuoi consigli che mi hai dato in precedenza mi hanno già salvato un po' la voce, soprattutto la mattina. Quindi la mattina ho una voce più fresca, in realtà, quindi ne sono ben contento. Bene. Qualche altra domanda, perché ci sono delle cose che dobbiamo un attimino sviscerare ancora. Quanto dura in generale una terapia logopedica? E anche qua è una domanda a cui non è possibile dare una risposta univoca, perché è assolutamente funzionale al tipo di patologia che si sta andando a trattare, per cui si può passare da un periodo di poche sedute laddove sia necessario, ad esempio, un counseling di tipo logopedico per una corretta, ad esempio, igiene vocale, o delle terapie molto lunghe per, ad esempio, i pazienti per i gravi traumatizzati cranici, che devono essere seguiti in un percorso che può durare anche molti mesi. E invece cosa si può fare in caso di balbuzie? In caso di balbuzie è necessario sicuramente una grande motivazione da parte della persona che balbetta, in quanto è qualcosa che va a coinvolgere in maniera pesante tutta l'esistenza della persona, soprattutto quando già dall'età evolutiva si va ad acquisire la consapevolezza della balbuzia, e questa può andare a generare delle reazioni di evitamento, quindi le persone non parlano, la vita sociale ne risente, e anche la vita professionale, la vita lavorativa, per cui è un qualcosa che deve essere gestito in maniera molto delicata, ma è molto ben strutturata. È un percorso lungo che prevede una stretta collaborazione tra persona che balbetta e terapista, e diffidate, se c'è qualche persona che balbetta che sta ascoltando il nostro podcast, diffidate delle soluzioni prêt-à-porter, perché siamo tutti individui differenti, con una storia differente, e meritiamo che questa storia abbia un trattamento specifico. Certo, assolutamente sono d'accordo. Allora, io volevo sapere, perché questa è una domanda che ci è stata posta, se fosse normale che iniziando ad esercitarsi con l'addizione si sentano dei rumori quasi impercettibili interni quando si muove la bocca.
Nel senso, quando cambio conformazione della bocca e dicendo la vocale espiro, qualcuno ha detto sento un piccolissimo tic alle orecchie. Allora, normalmente quando noi parliamo, produciamo una serie di suoni e di rumori che insieme costituiscono il linguaggio orale, in questo caso la lingua italiana nella sua notazione standard. Insieme a questi ci sono degli altri rumori che sono quelli prodotti dalle strutture fonoarticolatorie che di fatto non fanno parte in maniera specifica della produzione fonetica corretta, ma possono dipendere dal contatto e dal movimento che avviene tra le strutture. Laddove si senta in maniera chiara, soprattutto nei movimenti mandibolari, nelle iperarticolazioni della mandibola, si senta un suono molto chiaro come un tic associato quasi a uno scatto, lì è probabile che sia presente una alterazione della corretta articolazione temporomandibolare. Quindi laddove vi possa essere questa disfunzione si avverte quello che viene chiamato click mandibolare e lì ugualmente bisogna procedere per approfondimenti in modo tale da valutare qual è l'entità della problematica, in quanto vi possono essere anche delle dolorosissime lussazioni mandibolari date da un'apertura eccessiva della mandibola e dalla fuoriuscita dal condilo, quindi dalla zona specifica in cui l'articolazione si muove, senza che questo rientri nella sublussazione naturale che avviene nell'apertura della mandibola. Lì è opportuno agire sia a livello di terapia e nei casi più gravi, laddove diventi un problema proprio l'apertura della bocca, agire anche in maniera chirurgica, però ovviamente tutto questo deve essere valutato dagli specialisti di pertinenza. Adesso vorrei porti l'ultima domanda. Per quanto riguarda l'apprendimento della dizione, quanto è importante ripetere? Quanto è importante, scientificamente dico, esercitarsi? È fondamentale, in quanto quando noi pronunciamo in maniera corretta un determinato vocabolo, questo in realtà prevede che vi sia la capacità di discriminare rispetto ai vocaboli pronunciati precedentemente, ad esempio in maniera scorretta. Faccio un esempio. Quando si inizia, molto spesso si è anche incapaci di riconoscere la differenza tra una pronuncia, soprattutto per quanto riguarda le vocali chiuse e aperte, la differenza tra una E e una E. Succede spessissimo, infatti. Questo perché manca la capacità discriminatoria. Noi abbiamo perso col passare del tempo in gran parte il valore distintivo delle vocali. Questo significa che per noi dire pesca o pesca non è importante dal punto di vista del significato, laddove noi lo estrapoliamo dal concetto che stiamo andando a dire all'interno della frase, all'interno del discorso. In realtà, in molte altre lingue, il valore distintivo dell'apertura e della chiusura delle vocali è rimasto, cosa che invece da noi non lo è. Quindi diventa necessario di nuovo acquisire la consapevolezza della differenza che esiste tra una vocale aperta e una vocale chiusa, e questo prevede che vi sia soprattutto l'intervento di quello che è il feedback fonatorio rispetto alla nostra produzione. Quindi per produrre una vocale aperta o una vocale chiusa è necessario impostare il sistema articolatorio in maniera differente e sedimentando diventa automatica con il ripetersi continuativo della produzione e dell'ascolto. Quindi questo percorso è un percorso sicuramente lungo e che prevede l'esercizio costante della capacità di discriminazione, se no non riusciremo mai a comprendere la differenza tra pesca e pesca. Ricordiamo, pesca è il frutto, pesca è l'attività del pescare. Questo lo dico giusto per completezza. Naturalmente, se aveste altre domande che riguardano la logopedia, noi restiamo a disposizione, soprattutto Piero Moreno, che è infatti il dottore in logopedia, quindi io mi astengo da qualsiasi cosa, da qualsiasi commento per quanto riguarda la logopedia, io rispondo solamente per l'ortoepia. Vi ricordo che potete inviare una mail
a info@artistifuoriposto.com e potete andare anche su artistifuoriposto.com per avere notizie sulle nostre attività, per fare domande attraverso l'email e per scoprire tanto altro sull'attività degli artisti fuori posto. Come forse avrete intuito, questa puntata ormai giunge al termine, un po' più lunga del solito, devo dire, ma spero non vi siate annoiati, anzi spero che abbiate tratto da queste informazioni il massimo possibile. Naturalmente ringraziamo Piero Moreno per il suo grande contributo. Io ringrazio voi e siamo a disposizione per qualunque richiesta e informazione ai nostri contatti. E Filippo, ti saluto. Un saluto a te Piero e un saluto a tutti voi. E mi raccomando, buona dizione.